Dal telescopio di Galileo Galilei al computer quantistico, l'Università di Padova continua a giocare un ruolo chiave nella fisica moderna. Il taglio del nastro del nuovo edificio, che ospita gli spazi progettati per l'attività su computer quantistico a ioni intrappolati nella nuova struttura di Via Luzzati, vicino al Dipartimenti di Via Paolotti. Fisica dell'universo, laser, ottica e altri laboratori, quasi 5 milioni di euro di investimento grazie a fondi PNRR per ribadire gli sforzi profusi dall'Ateneo per dotare la ricerca di spazi adeguati. Si possono aprire prospettive, come dicevo, in tutte le discipline. Se voi ci pensate, risolvere calcoli in pochi minuti o comunque arrivare ad una tecnologia che ci permette di ottimizzare i tempi, risolverebbe in parte anche quello che oggigiorno noi sappiamo essere un problema, cioè tutta l'energia che l'intelligenza artificiale richiede per darci delle risposte e così via. Però non solo. Come abbiamo sentito, il calcolo quantistico verrà utilizzato anche nella medicina, ad esempio, e in tutte quelle che sono le nuove tecnologie. Il Quantum Computing Lab rappresenta un investimento strategico tra infrastrutture e strumentazione. Il laboratorio ospiterà lo sviluppo di un computer quantistico realizzato con la tecnica degli ioni intrappolati. Rendetevi conto che con uno strumento di questo tipo noi saremo in grado di fare dei calcoli che adesso non sono nemmeno pensabili, quindi non solo calcoli più veloci, ma anche calcoli che non sono pensabili. Questo è veramente la grande frontiera, la grande sfida della tecnologia che abbiamo di fronte e speriamo che questo laboratorio possa dare un contributo in questa direzione. È un laboratorio pensato per la ricerca, ma anche per la formazione, dagli studi sull'universo a impieghi più terreni. La cosa che mi viene in mente più importante forse è il disegno di nuovi farmaci. Che attualmente avviene ancora in maniera molto, molto primitiva, se volete, con le potenzialità di un computer quantistico sarebbe possibile esplorare moltissime nuove combinazioni chimiche e quindi costruire nuovi farmaci.